Un piccolo raduno di genitori no FAS e un manipolo di avvocati che, nonostante lo sciopero proclamato contro la legge sulla prescrizione dai penalisti, hanno deciso di partecipare alla prima udienza preliminare del maxi processo per l'inquinamento da FAS che ha contaminato una vasta area tra Vicenza, Padova e Verona. Udienza al Tribunale di Vicenza, subito rinviata all'11 novembre, data simbolica, giorno di San Martino, vescovo buono, a cui anche i fenomeni naturali obbedivano. Al centro del processo c'è proprio l'acqua, primo elemento vitale che in quest'area è avvelenata, tanto che decine di migliaia di persone si sono sottoposti a screening in questi anni per rilevare la presenza di FAS nel sangue, una battaglia che ancora non è conclusa per le mamme e i papà non FAS. Con quali aspettative iniziate questo processo? Intanto si è arrivati al primo risultato a quest'udienza. La nostra aspettativa è che ci sia alla fine una condanna estremamente importante in questo aumento in cui i danni ambientali emergono ogni giorno e c'è bisogno di chiarezza e chi inquina deve sapere che poi alla fine paga. Sono state messe in campo anche tante iniziative per ridurre il danno, ma voi dite che non è sufficiente. Ma in realtà l'unica iniziativa che ha messo per ridurre il danno è stata quella della barriera idraulica, che ad oggi non funziona. Siamo partiti da un numero esiguo di pozzi per costruire questa barriera, abbiamo superato la quarantina, non funziona ancora e quindi non raccontiamoci frottole. Avvelenamento delle acque, disastro ambientale, innominato, sono queste le accuse di cui dovranno rispondere i 13 imputati, tutti manager ed ex dirigenti di Miteni, Mitsubishi Corporation, che controlla Miteni, e International Chemical Investors. Quali sono gli auspici e anche qual è la vostra posizione in questo processo? Gli auspici sono intanto una missione delle costituzioni di parte civile sia dei privati sia degli enti pubblici e ovviamente il rinvio a giudizio per entrambi i capi di imputazione. Voi siete con le mamme che ovviamente hanno fatto una grandissima battaglia per avere zero FAS. Questo processo potrà cambiare anche la normativa? Questo è un processo importante non solo per le mamme ma per tutta la comunità locale di 350.000 persone che sono state contaminate da questo disastro che è uno dei più grandi a livello europeo. Ci sono 13 persone sul banco degli imputati. Ci sono 13 imputati, amministratori e manager Miteni e poi delle società controllanti. Contiamo che la procura, la pubblica accusa con il supporto dei privati costituiti parte civile possano portare a casa un rinvio a giudizio per tutti. C'è attesa per conoscere il numero di persone che si costituiranno parte civile oltre ai comuni interessati e alla Regione Veneto, ma c'è un grande ostacolo per le famiglie che si devono far carico delle spese legali. Come genitori che portiamo lì il nostro dramma, che è un dramma anche esistenziale, io vi dico semplicemente questo. È da sempre che ho preteso che in casa mia, prodotti a chilometro zero, acqua del sindaco, orto personale, col pozzo personale controllato e in regola. Io ho mio figlio con oltre 130 nanogrammi di millilitri, di nanogrammi per millilitro e contemporaneamente va ricordato che mio figlio è da 20 anni che non frequenta più questa zona, vive praticamente in Trentino in ambienti senza PFAS. A quel punto mi sorge la domanda: quanto PFAS ho fatto ingoiare a mio figlio?